Buonasera e benvenuti al Palarigopiano di Pescara. È appena iniziata Meta Catania Brico City, acqua e sapone Unigross, sì, perché la squadra di casa oggi teoricamente è proprio la squadra di mister Samperi. Si gioca a Pescara per inversione di campo accordata dalla divisione calcio a 5 alle due società per problemi al palazzetto di Catania, che aveva un impegno già preso dall'amministrazione comunale, quindi si gioca al Palarigopiano. Iniziata proprio adesso l'acqua e sapone Unigross con Mammarella, Uenu, Patricelli, Liviero, Murillo, Calderolli, Jesulito, Ghi, Mambella, Coco Wellington, Jonas, Nicolodi, Rocia e Dudu, allenatore Massimiliano Bellarte. Attenzione a questa prima palla giocata da Ghi. Leggiamo velocemente il Meta Catania con Perez, Dovara, Messina, Rossetti, Silvestri, Hernani, Salas, Rubio, Tomarchio, Cesaroni, Camagno, Musumeci, Dalcin e Ferrante. Allenatore Salvatore Samperi. Arbitrano Galante di Ancona, Chiara Perona di Biella, Crono, Stefania Candria di Teramo. Iniziata da 45 secondi, partita già frizzante. In tribuna nell'acqua e sapone Unigross per la seconda gara consecutiva Luciano Avellino, ancora qualche problema al piede. Qui c'è il primo fallo di Hernani ai danni di Jonas dopo 50 secondi di gioco. Nella Meta Catania assente, perché ormai un ex rosazzurro, Andrei Bordignon, sarebbe stato uno dei due ex della partita dalla sponda siciliana. L'altro è Paolo Cesaroni, pescarese, che gioca quindi da avversario nella sua città e contro una delle sue vecchie squadre, l'acqua e sapone Unigross. La prima che lo ha fatto giocare, lo ha lanciato nel campionato di Serie A. Allora vediamo questa azione, calcio di punizione, Jonas sul pallone, lunga rincorsa anche per Coco Wellington, largo a destra c'è Murilo Ferreira, sul palo a dare fastidio c'è Ghi. Vediamo come batterà Jonas, serve Coco, è uno schema, Coco secondo palo, la palla non filtra, ancora recupero di Jonas, poi Murillo e Coco. Ghi, lo scarico di Ghi per Coco Wellington, il tiro rimpallato da Rossetti in fase difensiva. Continua a stazionare dalle parti della porta di Tiago Perez l'acqua e sapone Unigross. Fallo laterale però di Coco Wellington non viene raccolto da nessun compagno. Riparte la Meta, settimana complicata anche per Samperi. Salas è rientrato da poco, anche a mezzo servizio qui il pivot Rossetti col numero 4 che vediamo sotto la nostra postazione, e anche Musumeci che al momento siede in panchina. Qui Coco che esce con un tunnel ma finisce per regalare il pallone a Rossetti in zona tiro. Rischia qualcosa l'acqua e sapone per uscire in bello stile da questa offensiva del Meta. Va a terra Murillo. L'arbitro Perona di Biella ferma il gioco. Murillo si tocca la caviglia sinistra, entra il dottor Iannacone con il fisioterapista del club nerazzurro, ma è pronto ad entrare in campo comunque Dudu. Dicevamo che nel Meta Catania al momento ancora in panchina, ma vedremo come e quanto Samperi potrà contare su Capitan Musumeci, che è tornato con un problema dalla trasferta in Slovenia della nazionale italiana. Vedremo se potrà dare il suo contributo, uno dei volti nuovi italiani del futsal del nostro paese, Carmelo Musumeci, simbolo del Meta Catania. Qui Murillo lascia il campo per il momento zoppicando un po', l'aria un po' dolorante. Allora riparte l'azione, Camagno, palla lunga per Dalcin, calcia male Dalcin, Jonas poi prova la fuga, si allunga il pallone. Sarà di nuovo rimessa per il Meta. Occhio a Coco Wellington, manovra, viene verso il centro, fa salire proprio Dudu, scambia con Jonas, Dudu cerca il passaggio in profondità per Ghi, Hernani lo anticipa, allora ancora Rossetti, Camagno,
qui Dalcin che prova a scappare al controllo di Dudu, c'è anche l'aiuto di Jonas, poi palla tra le braccia di Stefano Mammarella, non riesce a ripartire qui l'acqua e sapone, c'è troppa fretta nell'impostare questa azione. 2 minuti e 8 secondi già trascorsi di questo primo tempo, 0-0 al Pala Rigopiano tra Meta Catania Brico City e Acqua e Sapone Unigros. Qui Dudu duro su Rossetti, ma non c'è fallo per gli arbitri, poi però c'è fallo per gli arbitri, che Galante aveva fatto proseguire l'azione dando il vantaggio alla Meta e poi ha segnato fallo cumulativo, quindi 1-1 la situazione falli. Si scalda adesso proprio Paolo Cesaroni, l'ex di questa partita, pronto probabilmente ad entrare sul parquet. Qui Rossetti, spalle alla porta, controllo, scarico per Dalcin che riesce a liberarsi per il tiro. Mammarella, si sente la mano aperta di Mammarella su questo tiro di Dalcin. Poi Murillo pesca Ghi, tenta una difficile acrobazia, finisce quasi per colpire Hernani. Palla sul fondo, riparte ora il Meta con Perez. Camagno, Hernani. Qui Hernani prova a fare tutto da solo, va a sbattere contro la forza fisica di Capitan Murillo, smaltito il problema di qualche istante fa. Ghi, spalle alla porta, apre per Coco sulla destra. Coco mette un gran pallone per Ghi, ma c'è Dalcin a fare buona guardia e a deviare in fallo laterale. Un'altra rimessa in zona d'attacco. Si scaldano in tanti sulla panchina del Meta. Probabilmente ci sarà una maxi rotazione da parte di Samperi. Coco per Jonas, arriva Jonas sul pallone con il tempo giusto, non colpisce nel migliore dei modi, palla un po' svirgolata, questa poteva essere una buona occasione. Allora di nuovo Thiago Perez, Dalcin, sono passati 3 minuti e 20 secondi in questo primo tempo, pressione di Ghi su Hernani. È entrato proprio Musumeci con il numero 22 in campo, quindi problemi risolti per il capitano etneo subito in campo dopo 3 minuti e mezzo. Taglia lunga di Hernani per Rossetti, Murillo fa buona guardia, poi palla che resta lì, si danza dentro l'area, Murillo la spazza lontano. È entrato anche il Ciolito Salas numero 10 del Meta e nell'Acqua e Sapone è entrato Fabrizio Calderolli, un gran gol una settimana fa contro la Feldi. È pronto ad entrare, qui c'è un passaggio sbagliato di Salas per Rossetti. Allora altro cambio anche nell'Acqua e Sapone, entra Nicolodi ed esce Coco Wellington dopo 3 minuti e 51 secondi. Ovviamente abbiamo dato per scontato che voi all'ascolto siate a conoscenza della situazione di classifica di queste due squadre, ma lo ricordiamo per capire anche quanto la partita sia tirata e sentita fin dai primi secondi. Meta Catania in questo momento è prima in classifica con 25 punti, l'Acqua e Sapone Unigros la segue dal secondo posto a quota 23. Qui ancora niente di fatto, possesso dell'Acqua e Sapone, Nicolodi posizione di ultimo, amministra il pallone con Calderolli, arretra per avere maggiore visuale, poi prova a servire Calderolli, controllo difettoso, palla all'indietro regalata a Musumeci che carica il tiro di punta col destro. C'è una ribattuta ed è ancora una rimessa per Catania. Proprio Musumeci cerca di metterla dentro per Rossetti, la palla non filtra, esce Mammarella col pugno, non la prende, arriva in corsa come un treno Ciolito Salas, svirgola con il destro. Qui ha avuto fretta di calciare di prima Salas. Occhio a Ghi. Calderolli, bellissimo lo scarico, poi Perez con una mano. Ghi prova a ribattere, forse nel tentativo di Tapin ha colpito anche Perez, il pivot nerazzurro. Qui una bella azione dell'Acqua e Sapone.
Lo scarico di Ghi, il tocco felpato di Calderolli, uno dei suoi. Perez ci ha messo la mano, poi è arrivato in corsa Ghi senza cattiveria, ma lo ha probabilmente colpito in maniera molto dolorosa. Dicevamo che il Meta Catania primo in classifica, Acquasapone seconda, ma c'è ovviamente alle spalle l'incognita dell'Ital Service Pesaro, che ha 2 partite in meno e che vincendole potrebbe superare tutti e sistemarsi comodamente al primo posto della classifica. Quindi la classifica è ancora in fermento, in via di definizione. Il primo dei 2 recuperi sarà giocato dal Pesaro martedì prossimo. Tutto ok per Perez. Nicolodi restituisce, credo restituirà sicuramente il pallone al Catania, così applausi. È entrato in campo Paolo Cesaroni, numero 19, un pescarese a Catania. È entrato anche Rubio con il numero 11, giocatore di cui si parla anche in chiave mercato come una delle possibili uscite del Meta Catania, però in questo momento è in campo. Rubio qui fa subito una gran giocata. Murillo va a recuperare, fa ripartire Ghi, poi Cesaroni e Murillo si strattonano. Murillo va giù, non ci sono sanzioni, uno spalla a spalla regolare secondo Galante. Giusto così si continua quindi a giocare, si riprende da questa rimessa. Cesaroni poi in verticale non trova nessuno e allora riparte l'Acquasapone con Mammarella, palla lunga con le mani per Calderolli. Cesaroni e Calderolli provano ad addomesticare il pallone. L'ultimo tocco è del nerazzurro, si ricomincia ancora con un possesso del Catania. Stavamo dicendo di Rubio poco fa, giocatore arrivato in Italia al Napoli l'anno scorso in prestito dall'Inter Movistar, che all'Acquasapone ha fatto molto male nella gara di campionato di andata dell'anno scorso con la maglia del Napoli. Sconfitta per la squadra allora allenata da Tino Perez nella prima delle diverse sfide giocate contro il Napoli nella stagione. Poi c'è stata la Supercoppa vinta dai nerazzurri, la gara di ritorno in campionato vinta ancora dai nerazzurri e le semifinali scudetto, che hanno dato ragione sempre agli uomini di Perez, arrivati poi in finale contro il Pesaro. Ma una buona stagione per Rubio, la prima in Italia, che gli ha fatto guadagnare il posto nell'ambiziosissimo Meta Catania di Samperi. Attenti a Cesaroni, tornato in campo Dudu per far rifiatare Murillo. Musumeci sulla banda sinistra, scambia proprio con Rubio, poi Cesaroni ancora per Musumeci. I due ora sono anche compagni di nazionale. Musumeci contro Dudu, si alza il pallone e si gira Musumeci, un colpo da street soccer. Comincia l'Acquasapone, Dudu, è entrato in campo anche Jesulito, che con Rubio e Cesaroni era nel Napoli della scorsa stagione, di cui vi abbiamo appena parlato. Napoli di David Marino. Qui c'è Galante che lascia proseguire. Duelli fisici tra Calderolli ed Hernani saranno uno dei temi di questa partita. Jesulito che prova a mettere una palletta in verticale per Nicolodi, non riesce, fa ripartire il Catania. Rubio fa tutto col sinistro, anche troppo, perché calcia male da buona posizione lo spagnolo. Esce Musumeci, torna in campo Dalcin, che va proprio in questo caso a contrastare Calderolli. Sono passati 7 minuti di questo primo tempo, ancora 0-0, grande equilibrio ma anche un bello spettacolo da vedere, con tanti duelli fisici, le due squadre che provano a giocarsela senza troppi calcoli. Qui esce Rubio e torna Rossetti, esce Salas ed entra Messina con il numero 3. Nicolodi, Jesulito scambia con Dudu, di nuovo l'1-2
Ora Nicolodi, Dudu cerca di servirlo sulla parallela, sulla banda destra, la palla si spegne sul fondo. Quella pressione di Nicolodi che sradica il pallone dalle gambe di Hernani. Ancora un possesso per Catania, Dalcin, Messina, Hernani. Possesso del Catania, palla in profondità per Dalcin, c'è Jesulito che segue, consente a Mammarella di bloccarla, poi Mammarella lunga parabola per Calderolli che controlla benissimo, passa all'indietro per Nicolodi. Nicolodi non trova la porta, questa è la migliore occasione dell'Acqua e Sapone Unigross finora in questa partita. Minuto 8 del primo tempo, Calderolli per Nicolodi, Acqua e Sapone vicina al vantaggio, cresce la squadra di Bellarte, qui Jesulito prova ad andarsene contro Messina, mantiene il possesso del pallone fino a quando Messina non lo recupera e prova a ripartire, guadagna una rimessa vicino alla linea di fondo. Esce anche Perez per avere questo pallone, Hernani però preferisce scaricarlo in profondo. Di nuovo possesso dell'Acqua e Sapone, Coco Wellington appena rientrato a gestire questo buon momento dei ragazzi di Bellarte. Qui però un possesso perso malamente, Dalcin prova lo slalom, si allontana dalla porta, c'era stato il taglio di Rossetti sul secondo palo, Calderolli lo segue, lo costringe a calciare un po' a occhi chiusi, guadagna però un possesso qui in attacco il Meta Catania con un angolo che Messina andrà a battere, vediamo cercando almeno di servire Rossetti sul dischetto del rigore. Di nuovo Calderolli in fase difensiva, di nuovo angolo per il Catania, Messina batte di nuovo nello stesso modo cercando Rossetti, questa volta è Dudu a sporcare il suo tiro in angolo. Terza battuta consecutiva, ora batte all'indietro per Dalcin, Messina che cerca ancora la porta, il tiro è centrale, Mammarella lo ribatte e Jesulito lo allontana. Rossetti difende bene questo pallone per Camagno, appena rientrato col numero 20 l'argentino, una delle new entry della Serie A 2019-2020. Qui Dudu strattona Rossetti, c'è fallo, è il secondo fallo per l'Acqua e Sapone Unigross dopo 9 minuti e 20 secondi. Situazione falli 1-2, 1 Catania, 2 Acqua e Sapone. Ricordiamo che oggi al Palarigopiano la squadra di casa è il Meta Catania, anche quando leggerete il tabellone. Nuovo possesso del Catania con Messina, un ottimo impatto sulla partita del numero 3 rosazzurro. Jonas, pressione su Camagno, guadagna il pallone, poi va giù, chiedono un fallo, c'è anche, attenzione qui a Dalcin, poi arriva Rossetti che spara a occhi chiusi, scheggia la traversa della porta di Mammarella. Da un possibile fallo per l'Acqua e Sapone Unigross è nata la più limpida azione del Meta Catania di questo primo tempo, traversa di Rossetti al 9 minuto e 45 secondi. Nel frattempo è entrato in campo Carlo Wenu nell'Acqua e Sapone Unigross. Qui anticipato da Salas. Coco però capisce tutto, serve proprio Wenu che tarda il passaggio di ritorno su Coco. Poi all'indietro per Jonas, il controllo permette a Camagno di coprire il tiro. Ha avuto un momento di esitazione Jonas, non ha calciato di prima, poteva sorprendere Perez.
Tanto vi aggiorniamo anche se non avete seguito. Tenti qui Addalcin, fa tutto da solo, calcia forte in diagonale, raso terra, palla sul palo e poi rimessa laterale per l'Acqua e Sapone, secondo legno in pochi secondi per il Meta Catania Brico City, che ha ripreso in mano la partita dopo un momento di sofferenza e la grande palla gol sciupata dall'Acqua e Sapone. Una traversa e un palo, qui Uenu, scarico per Murillo, rientra come una saetta Camagno, non gli permette di tirare in porta. Dicevamo prima di questa partita a Eboli si è giocato il match tra Feldi Eboli e Camedosson 1-1. Jonas destro al volo, alto. La Camedosson che con questo punto attualmente è a 23 punti, mentre la Feldi è a 22. Musumeci, Salas butta il pallone fuori per lasciare il campo. Ha qualche problema Ciolito. Va in suo aiuto anche il dottore dell'Acqua e Sapone Unigros, Nicola Iannacone, a verificare che sia tutto ok per il giocatore paraguaiano. Attenzione qui a Jonas, tanti duelli al limite del regolamento finora, ma comunque la partita molto corretta. Murillo ancora per Uenu, svolata di Murillo, capisce tutto Hernani. Coco si libera di Hernani, allunga la squadra, Hernani cerca di fermare il numero 18 che ci mette anche le mani e si becca il primo cartellino della partita. Primo ammonito della partita, quindi Hernani con il numero 8. Dopo 11 minuti e 43 secondi del primo tempo, il primo ammonito della partita, ovviamente un'ammonizione, un fallo tattico più che altro. Aveva perso il controllo di Coco, ha cercato in tutti i modi di fermarlo, usando anche le mani. Coco fa una finta per Jonas che serve all'indietro, Nicolodi, sinistro di Nicolodi, deviazione. La palla in angolo. No, l'Acqua e Sapone chiedeva un angolo, l'arbitro Perona di Biella dice che la palla può andare sul fondo. Bellarte che se la prende un po' con Galante. Allora ricomincia il gioco. Ancora Rossetti, Coco Wellington, Cesaroni di nuovo in campo. Si prova a girare sul sinistro Cesaroni, palla fuori. Ricomincia l'azione dell'Acqua e Sapone Unigros. Qui Coco trova un corridoio per Nicolodi, ma il pallone è lungo. Coco di testa addirittura per Nicolodi, all'indietro per Murillo. Murillo che sfonda centralmente, poi cerca di allargare il gioco per Jonas che si avventa sul pallone. L'arbitro fischia un fallo, probabilmente per aver caricato il portiere Perez che è andato giù. C'era anche Cesaroni ad ostacolare Jonas, quindi tutti sono finiti addosso al portiere del Catania. Gioco fermo, terzo fallo dell'Acqua e Sapone Unigros. Jonas che praticamente manda a quel paese l'arbitro.
Jonas che ha fatto cenno all'arbitro lo scontro tra Cesaroni e Perez, ma come a dire non ho spinto io, ma la decisione è presa. Anche in questo caso il nostro dottore Iannacone si accerta che sia tutto ok per Perez anche con una borsa del ghiaccio. Oggi straordinario per il dottor Iannacone. Torniamo in diretta, nessun problema per Tiago Perez ovviamente, c'è un fischio dell'arbitro. Deve essere battuto un calcio di punizione, lo batte Paolo Cesaroni che finisce per restituire il pallone all'Acquasapone Unigros. Qui episodio che andrebbe rivisto, quello del possibile gol di Jonas. Ora è possesso di Rubio, Musumeci all'indietro per Cesaroni, ancora all'indietro per Hernani, baluardo difensivo che sbaglia qui la palla per Murillo. Ghi, suolata per Coco, finta di Coco, poi Jonas, il destro improvviso di Jonas, sbilanciato il numero 20 nel momento del tiro, palla alta. Ora tocca a Jesulito. Rubio, Cesaroni in posizione di ultimo, un'altra palla lunga per Musumeci, va in suo soccorso Hernani. In un modo o nell'altro il Catania mantiene il possesso, poi però il passaggio di Cesaroni per lo stesso Hernani varca la linea, rimessa laterale nella metà campo avversaria per l'Acquasapone. Jesulito, Calderolli, prova a saltare Hernani, ci riesce in due tempi, ancora possesso per Calderolli. Arretra Jesulito, si fa servire il pallone e poi cambia con Murillo e Coco. Ancora Jesulito, ora dall'altra parte. Prova a fintare col sinistro, deve fare manovra, tornare indietro e ricominciare con Dudu. Jesulito e Calderolli, serie di scambi, non riesce a sfondare centralmente perché c'è sempre Hernani che non lascia mai la posizione. Qui Jesulito si gira all'improvviso su questa palla, si distende Perez e Cesaroni la butta via dalle parti di Mammarella. 6 minuti alla fine del primo tempo, 0-0 al Palarigopiano. Calderolli rientra sul destro, Musumeci lo tampona in qualche modo. Ancora rimessa per l'Acquasapone, il meta tutto nell'area di Perez. Coco si cambia versante, ma è ancora palla per la squadra di Bellarte. Questa volta Perez va giù da solo, probabilmente ancora i postumi del colpo subito prima nello scontro multiplo con Cesaroni e Jonas. Di nuovo borsa del ghiaccio per lui. Una piccola pausa, una specie di time out per Samperi e i suoi collaboratori anche nella panchina di Bellarte.
Torniamo in diretta qui dal Pala Rigopiano, 5 minuti e 45 alla fine del primo tempo. Nulla di fatto in questa azione dei nerazzurri. Ricomincia Perez di nuovo in campo. Sembra non avere problemi il portiere del Catania. Qui c'è il collega Mammarella che rilancia con le mani per Dudu. Chesulito, scambiano i due. Chesulito prova a sfondare al centro, Calderolli. Di nuovo circolazione del pallone perché il meta è tutto ben ripiegato nella propria metà campo quando perde il pallone. Qui Rossetti ferma l'azione nerazzurra, ricomincia di nuovo l'acqua e sapone. Qui Cesaroni e Dudu, probabilmente con il petto Cesaroni, poi si gira, calcia forte. Mammarella aveva capito tutto, era uscito al limite dell'area. Un grande intervento che senza lettura immediata sarebbe stato molto pericoloso. Il tiro di Cesaroni dal Cin. Rossetti all'indietro, recupera il pallone Chesulito che ha fretta di calciarlo di prima a Calderolli. 5 minuti all'intervallo, time out per l'Acqua e Sapone Unigross. Time out del meta, scusate. Torniamo in diretta a 5 minuti alla fine del primo tempo. Il primo time out è stato sfruttato da Samperi. Dudu, possesso dell'Acqua e Sapone che esce, cerca di uscire dalla pressione qui con il lancio lungo di Calderolli per Nicolodi. Palla sul fondo. Riparte Catania. Una buonissima partita da entrambe le parti, una partita di grande intensità, di altissimo livello dal punto di vista fisico e agonistico, non ancora il massimo dal punto di vista dello spettacolo se si considerano i gol, ma una partita bella da vedere tra due squadre che in questo momento occupano i primi due posti della classifica, quindi giustamente tengono molto alla posta in palio qui al Pala Rigopiano. Cesaroni all'indietro per Dalcin. Ancora Cesaroni, palla troppo forte per essere controllata. Ancora Nicolodi, Dudu.
Casulito all'indietro per Dudu. Nicolodi, Dudu e Calderolli, scusate, sempre Dudu a far partire l'azione dal basso. Qui cerca il lancio lungo, Calderolli che prova a inserirsi di nuovo tra Cesaroni e Perez. Rossetti che cerca lo spazio per calciare, non lo trova. Camagno tocca per ultimo, qui Nicolodi ci mette tutto il suo mestiere, Camagno ingenuo ad aspettare a peso morto questo pallone. Rimessa per l'Acqua Sapone Unigross, 3 minuti e 30 alla fine. Tenta la giocata di Fino, Jesulito, palla fuori. 2 falli per Meta Catania, 3 per l'Acqua Sapone Unigross. Situazione quindi sotto controllo in questi 3 minuti finali del primo tempo, almeno così sembra essere. Musumeci gioca con Perez che esce dai pali quando può. Lancio lungo, Jesulito di testa, anticipa Dalcin. Meta Catania che può giocare questa azione in zona d'attacco, proprio con Dalcin che va a battere. Serve Rossetti, 2 scambiano e Dalcin con il rasoterra di destro trova una deviazione, guadagna adesso una rimessa dall'angolo, andrà a batterla Camagno. Ora Nicolodi contro Dalcin, tocco del numero 21 nerazzurro, rimessa per Catania. Camagno dietro per Dalcin e poi Musumeci. Dudu lo va ad affrontare occhi negli occhi, allora Musumeci arretra. Pressione dell'Acqua Sapone Unigross, cerca di uscire il Meta con palla lunga. Calderolli fa buona guardia, grande esperienza, guadagna gli applausi del gruppo dei fedelissimi tifosi dell'Acqua Sapone Unigross. Tornato in campo Ghi che cerca di amministrare un pallone in fase difensiva. Poi Mammarella, serve accanto a sé Calderolli. Murillo pressato da Rossetti, si libera alla grande di questo pressing. Murillo fa uscire la squadra. Calderolli, palla per Ghi, tenta di girarsi Ghi, va a sbattere contro Dalcin. Poi Camagno e Nicolodi, arriva Ghi come una furia, commette fallo. Camagno protesta, Galante dice di stare calmo perché il fallo è stato fischiato ed è il quarto fallo dell'Acqua Sapone Unigross a 2:15 dall'intervallo. E ora deve gestire un pochino con parsimonia la squadra di Bellarte il jackpot del quinto fallo. Palla sul fondo, qui Murillo e Rossetti si scontrano, ma tutti e due possono riprendere. Ricomincia l'azione dell'Acqua Sapone con Calderolli che serve Ghi. Fa salire la squadra Ghi difendendo il pallone. Poi c'è una spinta di Dalcin ai danni di Coco, abbastanza lampante. È il terzo fallo del Meta Catania, quindi falli 3-4 in questo momento tra Meta e Acqua Sapone. Ancora Murillo, una buona idea personale per far uscire la squadra. Poi Ghi va a controllare il pallone sulla banda destra, deve arretrare, sterzata, cerca di fare tutto da solo, segna un gol incredibile! Questo è un gol incredibile! Guilherme Gaio Ghi, Acqua Sapone Unigross 1, Meta Catania 0, 18-28, un gol pazzesco, preparatevi perché questo è il gol della settimana. Si è sbloccato il match quindi al Pala Rigopiano proprio
quando il primo tempo sembrava essere avviato ad uno strano 0-0, diciamo così. Qui brutta entrata di Hernani che prende il secondo giallo, perde un uomo il Meta, brutta entrata di Hernani, bruttissima entrata di Hernani su Calderolli, perde un uomo il Meta Catania. 19 minuti e 09 secondi, qui davvero Hernani una brutta entrata, molto ingenuo il numero 8 del Meta. Era stato l'unico ammonito della partita, una partita corretta, e ora è il primo espulso. Numero 8 Hernani de Oliveira. Adesso mancano 51 secondi che l'Acqua e Sapone giocherà con l'uomo in più. Infatti Bellarte chiama immediatamente il time out per sfruttare questo momento della partita caldissimo. Può essere determinante per scrivere le sorti di questo match. Se l'Acqua e Sapone non dovesse segnare nei 51 secondi, si riprenderebbe nel secondo tempo con l'uomo in più per 1 minuto e 9 secondi restanti. Quindi in caso di gol dell'Acqua e Sapone ci sarebbe il ritorno al 5 contro 5. Se non ci dovesse essere gol nel secondo tempo, l'Acqua e Sapone avrebbe 1 minuto e 9 secondi da giocare con la superiorità numerica. Vediamo come sfrutterà questo momento di vantaggio l'Acqua e Sapone Unigros. Tiro di Murillo, palla sul fondo. Rinvio lungo di Perez, Rossetti controlla il pallone ma è fuori dal campo praticamente, quindi Meta che regala il possesso all'Acqua e Sapone. 40 secondi, un uomo in più, Jonas, Murillo, Calderolli all'indietro ancora per Jonas, Murillo, Coco sulla linea di fondo, la mette all'indietro per Calderolli, non riesce a calciare immediatamente il numero 9 nerazzurro ma guadagna l'angolo. 28 secondi, Murillo prova a sfondare lui col sinistro, Thiago Perez va giù, si salva qui Catania, bravissimo Thiago Perez a capire che Murillo stava entrando. Qui Jonas, sinistro di Jonas sul primo palo, ancora Thiago Perez. Ora diventa protagonista il portiere del Meta in questo momento di sofferenza. Jonas, Murillo, gran palla per Coco sulla linea di fondo, ancora Thiago Perez che legge l'azione, capisce tutto e non permette al numero 18 di andare a calciare. Finisce il primo tempo, ecco la sirena, Acqua e Sapone Unigros in vantaggio con il super gol di Ghi. Pausa per noi. Torniamo in diretta, secondo tempo di Meta Catania Brico City, Acqua e Sapone Unigros. Ricordiamo che la squadra siciliana deve giocare ancora 1 minuto e 9 secondi con l'inferiorità numerica. Nel frattempo sulla pagina Facebook ufficiale dell'Acqua e Sapone Futsal stiamo pubblicando qualche foto del primo tempo del nostro Giampiero Lattanzio. Attenzione alla manovra dell'Acqua e Sapone che chiude con superiorità il Meta. Jonas a mano destra di Perez che esulta, questo è un colpo che vale come un gol. Murillo, Coco, Murillo, il sinistro morbido col piatto, la appoggia di giustezza, trova il palo. 2 legni nel primo tempo del Meta, adesso 1 per l'Acqua e Sapone Unigros.
Coco Wellington, l'indietro per Murillo, e qui Rossetti tocca con una mano, cartellino giallo, un altro ammonito per il Meta, lo definiremmo anche un ammonito un po' pesante, perché Rossetti comunque adesso dovrà fare un minutaggio più ampio dopo l'espulsione di Hernani, quindi deve gestire bene con molta pazienza la squadra di Samperi questo secondo tempo per pareggiarla, perché le doti ovviamente Jonas Murillo le ha, e come si è visto già nel primo tempo. Calderolli, Murillo, Coco all'indietro per Calderolli, Perez, una gran parata, finisce l'inferiorità del Meta, entra Camagno, si torna a giocare in 5 contro 5. Acquestapone non è riuscito a segnare nei 2 minuti di superiorità, un altro merito da appuntare sul petto della squadra di Samperi. Qui si scalda ora tutta la panchina siciliana. Jonas prova a scappare a Camagno, si porta il pallone fuori. Comincia qui il velo di Camagno per Cesaroni, la legge con un attimo di ritardo Cesaroni. Calderolli, salta Cesaroni, va a infilarsi tra lui e Camagno, poi c'è il recupero di Dalcin, riparte Catania con Musumeci, va giù proprio Musumeci, fallo dell'Acquestapone, il primo. I falli sono 1-1 dopo 2 minuti di questo secondo tempo. Qui al Palarigopiano l'Acquestapone Unigros conduce 1-0 grazie al gran gol di Ghi dopo 18 minuti e mezzo. Qui c'è un'ostruzione su Cesaroni e il secondo fallo della squadra di Bellarte in rapida sequenza dopo pochissimi secondi. Comincia Camagno, si allunga il pallone, chiede fallo anche Samperi, ma si è allungato il pallone sotto la nostra postazione. L'argentino è andato giù, si ricomincia a giocare. Murillo, Coco, ancora Coco, pallone di ritorno per il numero 18. Capitano Murillo e Coco scambiano più volte, Coco che amministra da ultimo, poi c'è Jonas che scappa centralmente, cerca di divincolarsi da Cesaroni. Murillo qui, sfondamento centrale, fa tutto da solo, poi il sinistro di esterno. Che giocata di Capitano Murillo. Finora 3 minuti del secondo tempo di altissimo livello per Murilo Ferreira, un palo e questa giocata che ha fatto tremare Perez. Calderolli per Nicolodi, controllo difettoso, ma ci arriva Douglas Nicolodi, fa 2-0. Controllo in corsa, pallone che sembrava lungo, invece la zampata in spaccata col destro, fa 2-0 dopo 3 minuti e 13 secondi. L'Acquestapone raddoppia. Che gol per Nicolodi, davvero da rapace in area, sembrava un pallone difficile da gestire, invece
un tocco e poi la zampata d'istinto del numero 21. Acqua e Sapone Unigros in vantaggio per 2-0 su Meta. Calderolli, ora sembra andare a 1000 la squadra di Bellarte, galvanizzata dal doppio vantaggio. Cesaroni, Calderolli, Nicolodi scusate, fa buona guardia, fa ripartire da una rimessa laterale il Catania. Cesaroni, l'1 contro 1 con Ghi, ma si porta il pallone fuori. Sabone ricomincia da Mammarella, passare i secondi, lancia lungo per Dudu che si ritrova davanti alla porta di Perez. Si gira Dudu col destro, Perez fa un passo in avanti, non gli permette di segnare il suo primo gol nella Serie A italiana, ma ci è andato vicino Dudu Farias. E il 3-0 ancora di Ghi, proprio Dudu, rimessa laterale. Lo lasciano tutto solo e Ghi non perdona. Esultano i due brasiliani. Abbraccio per il nostro Angelo Colantoni da parte di Ghi, scusate. 3-0 per l'Acqua e Sapone Unigros. C'è ammonizione per Dudu. Ora deve cercare, ecco il tentativo di Rubio da sinistra, tutto mancino, il diagonale di Rubio, Mammarella si esalta. La reazione nervosa e rabbiosa del Meta Catania, qui Messina, doppio tentativo con il destro, il primo era velenoso, il secondo no. Torna in campo anche Chesulito, qui Ghi, profondo per Dudu contro Rossetti, ancora una palla che resta lì, Dudu! Il tocco di Dudu che chiede l'angolo, Galante non lo assegna ma vicino ancora al gol il numero 30 dell'Acqua e Sapone. Qui Rubio fatica a difendere questo pallone con cattiveria Chesulito. Rimessa per Catania con Perez. Sono passati 5 minuti e mezzo di questo secondo tempo. Il punteggio è cambiato in maniera clamorosa nell'inizio di ripresa. L'Acqua e Sapone ha preso il largo con il 2-0 firmato da Nicolodi e il tris di Ghi. In 4 minuti e 20 secondi ha triplicato l'Acqua e Sapone Unigros. Nicolodi, bella palla per Chesulito. Chesulito non ha fretta, riparte da Dudu all'indietro. L'Acqua e Sapone fa un po' di accademia adesso, fa passare anche i secondi. La partita, il peso della partita è tutto sulle spalle del Meta. Dudu col tacco, adesso si concede qualche giocata di lusso. Poi Ghi e Dalcin, duello tra lottatori. Samperi ricorre subito al time out, deve cambiare qualcosa.
Torniamo in diretta, c'è il nostro amico Raffaello Colatriano che viene a salutarci in postazione. Uno dei grandi della società dell'Acqua e Sapone Unigross, che aveva preannunciato su Facebook una doppietta per Ghi. Ci ha fatto vedere il post originale con l'orario, quindi un profeta, Raffaello Colatriano. Mammarella esce dall'aria con i piedi, Coco con il suo stile inconfondibile, Murilo Ferreira, di nuovo una grande uscita di pressione dell'Acqua e Sapone, Jesulito, tocco per Murillo, è un gol pazzesco anche questo, che meraviglia l'Acqua e Sapone Unigross, che meraviglia questa uscita di pressione, la giocata intelligente di Jesulito e l'inserimento con la punta di Capitan Murillo, ed è poker contro la meta. C'è intanto il terzo fallo dell'Acqua e Sapone Unigross commesso da Uenusu Musumeci. 4-0 in questo momento, 13 minuti da giocare. Non è finita, perché nel futsal non è mai finita. Ovviamente il Catania adesso deve compiere un'impresa. I falli sono 3-1. Questo è il quarto, secondo commesso dopo pochi secondi, sempre dallo stesso Uenu, che viene richiamato da Galante. Questo è un fattore che per Catania può diventare importante nell'ottica di una rimonta, ma prima dovrà sicuramente sbloccare il punteggio. Entrato intanto in campo col numero 5 Silvestri, che fa il suo esordio nella partita. Ovviamente le rotazioni sono diventate molto risicate per Samperi, perché Ciolito Salas è in piedi ma non sembra in grado di riprendere dopo il malore, chiamiamolo così, avuto nel primo tempo, e l'espulsione di Hernani. Qui una superficialità di Jesulito, va giù Silvestri, Rossetti, poi Coco Wellington. Magistrale fase difensiva di Coco Wellington, sbaglia qualcosa anche Musumeci. Mancano 12 minuti, la fatica comincia a farsi sentire per entrambe le squadre, quindi il primo tempo è stato di altissima intensità dal punto di vista fisico. Uenu all'indietro per Murillo, scambiano ancora i due, qui Rossetti tocca Murillo e fallo, il secondo fallo del Catania, parquet bagnato. Vedremo l'ingresso in scena di Angelo Colantoni con il grande movimento di spazzolone per asciugare l'area di Stefano Mammarella. Silvestri ancora in campo, il numero 5 del Catania, con Camagno, Musumeci e Rossetti. Camagno numero 20, lo segue a distanza Murillo. Ora si scalda anche William Rocha, l'Acqua e Sapone Unigross, probabilmente sarà il prossimo nerazzurro ad entrare in campo. Anche Bellarte ha bisogno di
qualche giocatore con tanta benzina da dare in questi 10 minuti e 30 che restano alla sirena. L'Acqua e Sapone ha commesso 4 falli, deve stare attenta a non concedere il jackpot del quinto adesso al Catania. Qui Rossetti fa un gran lavoro, la mette dietro per Silvestri, ma c'è un super Jonas. Fuori Wenu e Murillo, dentro Dudu e William Rocha, che in campionato non si vedeva da un po', con il numero 25, il giovane classe 98, l'erede della dinastia della famiglia Bertoni, nipote di Edgar della Camedosson, nostro ex giocatore. Qui Camagno prova a fare tutto solo, il pallone gli torna tra i piedi, guadagna una rimessa, striglia Silvestri, chiede di seguire l'azione. Musumeci contro Coco, perde il duello, Coco ancora in maniera super prolifica fa ripartire i suoi. Jonas, Dudu, Coco cerca la suolata, sa che dietro non c'è nessuno, poi perde un tempo di gioco, il Catania riparte. 9,50 alla fine, entriamo nell'ultimo quarto di questa partita valida per la 12ª giornata. Qui Rossetti si gira, calcia addosso a Coco, però le braccia attaccate al corpo, chiedono un rigore. Coco facendo di no, ma l'hanno visto anche Galante e Perona che non c'è fallo. 12ª giornata che Catania e Acqua e Sapone stanno giocando a campi invertiti, quindi con il Meta che è squadra locale al Palarigopiano di Pescara. Ritorno il 21 marzo, si giocherà il 20 marzo, scusate, attenzione qui a Camagno, bella giocata di Camagno, il sinistro non trova la porta di poco. Dicevamo il 20 marzo, partita di ritorno che sarà Acqua e Sapone Meta Catania al Palazzetto di Catania. Palla all'indietro per Musumeci, troppo lunga. Musumeci la deve controllare, deve provare a rimpostare l'azione. Poi Rocha e Dudu. Dudu fa una grande giocata, fa uscire Jonas che serve in profondità Coco. Coco che stava tagliando, era girato di spalle. Controllo difficile, deve ripiegare l'Acqua e Sapone. Silvestri prova da distanza siderale con un destro di poche pretese, che guadagna però l'angolo per il Meta. Qui niente da fare anche per Rubio. Torna in campo Nicolodi col numero 21. Qui Jonas, controllo contro Dalcin, Dalcin alla meglio, guadagna la rimessa, ancora Silvestri, un destro a giro. Ammarella lo guarda andare sul fondo e fa adesso ripartire l'Acqua e Sapone con le mani. Jonas, Nicolodi, possesso di Calderolli, ha qualche difficoltà, va a recuperare, arriva molto bene sul pallone Rocha. Ottimo recupero difensivo del numero 25, poi palla profonda che pesca Nicolodi, all'indietro per Jonas ancora, danza di Jonas sul pallone ancora, poi Rubio va a recuperare, guarda davanti però trova il solo Camagno sulla sinistra, ancora Jonas, un gran recupero, sposta il pallone a Silvestri, intanto concede ai suoi di respirare, poi chiama la panchina Jonas, bisogno di prendere fiato, si scalda Ghi, ecco il cambio, torna in campo il pivot. Qui una gran palla per Rossetti che taglia tutto il campo, esce Mammarella a coprirgli la visuale, il tocco di Rossetti morbido, esce di pochissimo, Meta Catania vicina, molto vicina al primo gol, al suo primo gol di questa partita. Qui Ghi, duello con Rossetti, con Dalcin, scusate, fanno a sportellate ma non ci sono falli. La rimessa è del Meta, 7 minuti e 30 scorre il cronometro qui al Palarigopiano. Dalcin, Rubio
Camagno, ancora Dalcin, Rossetti, si gira Rossetti sul destro, chiede un angolo ma sì, lo ha segnato Galante, ma Marella dice di no, ma Galante ha deciso, quindi si batte l'angolo per il Meta. Ghi protegge la linea di fondo, Murillo tiene a bada Dalcin che deve ricominciare, poi Rubio qui pretende davvero troppo dal suo sinistro, che non è male, ma qui ci voleva un miracolo. Calderoli, Rossetti, Samperi che continua a giocarsela con i 4 di movimento più Thiago Perez. Non c'è ancora nessuno con la maglia di portiere di movimento, mancano 6 minuti e 30, sotto di 4 gol il Meta, probabilmente vuole prima accorciare. Camagno, Rossetti all'indietro per Rubio, Dalcin, Rossetti e Dalcin e Camagno hanno giocato con un minutaggio altissimo finora, davvero stanno giocando con tutte le loro forze. I tifosi del Meta Catania devono essere orgogliosi dell'atteggiamento di questi giocatori, con rotazioni adesso risicate, senza Hernani, senza Salas. Rubio, Camagno, Dalcin e Rossetti, ancora loro, 6 minuti alla fine, anzi 5:55 per la precisione. Qui Dalcin prova a fare tutto da solo, Galante segna la rimessa laterale al Meta Catania. Dalcin guarda il campo, cerca Rubio, lo trova, Rubio fa girare il pallone sul lato destro per Camagno. Camagno che probabilmente non è il suo piede, controlla un po' in maniera macchinosa, poi sbaglia il passaggio. Samperi lo richiama, mette dentro la qualità di Musumeci. Ghi, scatenato, il numero 11 che questa sera è andato ufficialmente in doppia cifra al suo primo anno nel futsal italiano, arriva dalla squadra portoghese del Fundao, una delle più importanti alle spalle delle big di Lisbona, Sporting e Benfica. Il Fundao sempre tra le prime 4 delle finali di Coppa e delle finali Scudetto. Qui attenti a Rubio che anticipa Murillo, ma lo fa probabilmente in maniera fallosa, oppure si è semplicemente portato il pallone fuori. Si è portato il pallone fuori dalla linea del fallo laterale lo spagnolo. Non c'era fallo in questo intervento. Qui Murillo, la pressione di Dalcin, rischia qualcosa Murillo Ferreira. La lunga scucchiaiata di Murillo per Calderoli, controllo di Calderoli con stile all'indietro per Nicolodi. Nicolodi, serie di finte di Nicolodi, doveva andare lui a calciare. Musumeci fuori Dalcin, dentro di nuovo Rubio, esausto Dalcin davvero. Rossetti invece ancora in campo. E Dalcin intanto indossa la maglia
arancio-nera del portiere di movimento. Fuori Perez, dentro Dalcin. Comincia la manovra con il 5 contro 4 per mister Samperi. Mancano 3 minuti e 55 secondi. Il Catania si gioca il tutto per rientrare in partita. Fuori Ghi, dentro Coco, bisogna difendersi adesso. 4 falli a 2, 4 Acquesapone, 2 Catania, 0-4 però per la squadra siciliana. C'è un'impresa da tentare con Dalcin, portiere di movimento, insieme a Musumeci, Rubio, Rossetti e Camagno. Musumeci, ancora Rubio, controlla il pallone, la pressione di Coco, libera Dalcin che prova a calciare, lo stesso Coco. Solita saggezza tattica di Coco Wellington. Qui Dalcin deve arretrare, non può più toccare il pallone, allora interviene Musumeci che scambia bene con Rossetti, poi prova a metterla sul secondo palo per Camagno, ma non trova nessuno. La rimessa è dell'Acquesapone. È tornato Perez in porta. 3 minuti e 17 alla fine di questa partita. Acquesapone in vantaggio di 4 gol. Dalcin adesso rientra, ma come giocatore di movimento, non come portiere di movimento, e comincia. Qui c'è fallo di Rossetti, che è anche di Dalcin, scusate. È il terzo fallo del Catania. 3 minuti e 11 alla fine. Pronto Musumeci ad entrare con la maglia arancio del portiere di movimento. Calderoli, Dudu, cronometro che però scorre velocissimo. Coco, 3 minuti alla fine, ecco il cambio. Fuori Thiago Perez, dentro Musumeci. 5 contro 4 Catania. Dalcin, Musumeci qui sulla sinistra, poi sposta il pallone a destra Dalcin. Musumeci per Rossetti, cerca di metterla sul palo opposto. Rossetti, c'è Mammarella a fare buona guardia. Continua il possesso del Catania. 2 minuti e 30 alla sirena. Musumeci, centrale Musumeci, c'è Camagno ma c'è anche Mammarella, la spaccata di Mammarella. Riparte il Catania di nuovo. Dalcin prova di nuovo in profondità, poi Musumeci, finta Musumeci, destro, e Dudu in scivolata. Si guadagna gli applausi di tutti e la pacca di Coco Wellington. Grande partita di Dudu Farias. 2 minuti alla sirena. Rubio la mette praticamente tra le braccia di Mammarella, che cerca il bis. Dopo il gol alla Feldi Eboli, Stefano Mammarella ci riprova. La porta era vuota e scelta giusta. Questa volta però colpisce il soffitto del Palarigopiano. Ancora meta, Rubio. Ancora Musumeci, ancora Camagno. Rubio col sinistro. Che volo di Mammarella, che parata ragazzi. Sale in cattedra il numero 1 dell'Acquesapone Unigros. Questa è una parata da premio, anche come il gol di Ghi. Musumeci, 1 minuto e 20 alla sirena, sempre più dura per Meta Catania. Si profila una sconfitta che riporterebbe i siciliani un gradino sotto la vetta della Serie A. Qui Murillo, grande anticipo su Cesaroni, 1 minuto 08. Musumeci, Camagno, ultimo minuto. Rubio carica il sinistro, calcia addosso a Murillo. 50 secondi. Cesaroni si trascina il pallone sul fondo probabilmente.
Sì, la rimessa è dell'Acqua e Sapone dal fondo con le mani Stefano Mammarella. Dudu cerca in profondità Ghi. Dalcin. Rubio. Di nuovo Musumeci in campo, tutto l'orgoglio del Meta Catania che vuole chiudere in attacco, perché il gol della bandiera, come si suol dire. Nicolodi recupera il pallone, un lungo pallonetto, difficile coordinarsi meglio. 17 secondi alla fine. Cinque, 4. Ci siamo, l'Acqua e Sapone Unigros batte 4-0 il Meta Catania. L'ultimo tiro è di Cesaroni. 8 decimi alla fine. Acqua e Sapone Unigros 4, Meta Catania Bricositi 0. L'Acqua e Sapone Unigros torna al primo posto della classifica aspettando i recuperi del Pesaro. Una meravigliosa partita della squadra di Bellarte. Onore al Meta Catania, protagonista di un bellissimo primo tempo. Poi la squadra di casa è salita in cattedra. Ci vediamo sabato prossimo per il derby d'Abruzzo. Acqua e Sapone Unigros, Color Max Pescara. Un saluto da Orlando D'Angelo.